50 ricoveri in meno in area medica e 10 ricoveri in meno in terapia intensiva. Il professor Silvestri, che lavora negli Stati Uniti ed è un immunologo molto famoso, lavora sui vaccini da 30 anni, sì, lo conosco, dice che questo virus, la variante Omicron, si starebbe raffreddorizzando per i vaccinati. Ecco, risulta anche a voi che in effetti sui vaccinati la variante Omicron sia un po' meno aggressiva della Delta? ma assolutamente sì, ma il dato ce l'abbiamo perché davanti a 7.000 contagiati nelle 24 ore, che non li abbiamo mai avuti perché siamo arrivati a dati molto più bassi nel dicembre dell'anno scorso, si troviamo un terzo di ospedalizzazione, vuol dire innanzitutto che il vaccino funziona, secondo che se ci sono vaccinati che si infettano comunque si limita a sintomi da pauci sintomatico. Questo è il grande vantaggio, perché se oggi non avessimo i vaccinati saremmo chiusi e staremmo qui tutto il giorno a contare morti. Ieri il generale Figliuolo ha dato il via libera per i 4 mesi per la dose booster. Quando partirà anche in Veneto questa possibilità di vaccinarsi? Noi partiamo in tempo reale. Con Figliuolo mi diceva che aveva intenzione di dare l'ok per il 10 di gennaio, non so se poi ha confermato quella data. Noi siamo già pronti e fra l'altro vi dico già che l'anticipazione al quarto mese per la dose booster e l'anticipazione della durata del Super Green Pass a 6 mesi ci porta a noi per fine febbraio 2 milioni di persone da vaccinare, potenziali. Abbiamo performato bene, ringrazio tutti i nostri uomini e donne dei centri vaccinali, ma in generale della sanità, perché avevamo dato un target di 1,5 milioni di vaccinati in terza dose prima del 31 dicembre e arriveremo quasi a 2 milioni. Quindi io sono sicuro che ce la faremo a raggiungere anche gli altri 2 milioni entro fine febbraio, però bisogna assolutamente che si modifichi questa storia dei tamponi. Io non posso accettare che si vedano chilometri di code in strada sapendo che parte di questa attività con questa circolazione del virus, con queste caratteristiche, rischia di essere inutile. Ieri a Padova sono stati sospesi i tamponi per i non prenotati, è successa anche la stessa cosa a Santo Stefano, alla fine per giustamente dare priorità al tracciamento nelle scuole e a chi si è prenotato, tanti sono stati rimandati a casa e molti avevano sintomi. Sì, ma anche il modello di tracciamento funziona finché hai una prevalenza. Quando aumenta di tanto la prevalenza del virus e il suo grado di circolazione, diventa una fantasia, un'utopia quella di pensare di poter chiamare a casa tutti quelli che sono positivi. Questa mattina noi abbiamo 7.000 persone, le quali potrebbero rispondere in via virtuale alla telefonata che hanno avuto 10 contatti a testa. Mandiamo 70.000 persone ogni giorno in quarantena, finirà che per strada girano solo cani e gatti. Guardate, questo non vuol dire essere degli incoscienti, vuol dire che davanti ad ogni scenario ci sono le misure per quello scenario. C'è niente da fare, è così. Quindi io spero veramente che a Roma valutino con serietà. Ovviamente mi rendo conto che ci sono degli aspetti scientifici che a me non competono, però io da un punto di vista gestionale ho l'obbligo di dire questo, perché a differenza degli uffici e dei palazzi noi abbiamo la gestione, cioè io ho assunto ingegneri gestionali per gestire questa roba e anche i nostri ingegneri gestionali ci dicono: fermo restando c'è un altro piccolo particolare, reagenti e materiale sul mercato, perché con questa esplosione di richiesta io non so fino a che punto ci sarà un mercato che risponde. Quindi la richiesta? La mia opinione, che ovviamente nel gruppo di lavoro vedo che sta prendendo piede, di mettere in quarantena sicuramente i positivi, sì, di non quarantenare i vaccinati, partendo da quelli della terza dose, e quando c'è un contatto da mettere in quarantena, sì, si parte dal presupposto che non serve fare il tampone, perché tanto quindi il tampone dovrebbe essere destinato a questo punto con questi numeri al contatto che è sintomatico, altrimenti comunque deve starsene a casa. Il nostro bilancio oggi è un asintomatico contatto, 2 tamponi, uno all'inizio e uno alla fine. Risultato 0.